Aspettando i vaccini che non ci sono ma che arriveranno, è partito intanto il nuovo portale di prenotazione voluto dalla Regione Veneto, un servizio effettuato per chi con la tecnologia non ha dimestichezza, anche nelle farmacie come da accordi e già subito qualcuno ne ha approfittato. Stamattina già abbiamo avuto richieste e abbiamo proceduto a fare qualche prenotazione. Nei giorni scorsi già c'è stata una presa quasi d'assalto del telefono, al telefono perché la gente ci trova come primo punto di riferimento. Farmacie che diventano presidio di territorio in tempo di Covid. Dopo l'effettuazione dei tamponi verranno chiamate a somministrare i vaccini, ma non mancano i problemi. Facendolo all'interno dei locali, attrezzare delle stanze apposite, e così come anche dei gazebo all'esterno per esempio. E ovviamente bisogna avere anche un carrellino per le emergenze dove diciamo, ci sono i farmaci piuttosto che i supporti per eventuali problematiche legate appunto alla vaccinazione. Nel caso di farmacie più piccole, la possibilità di poter gestire la stessa vaccinazione a battenti chiusi, mentre per le farmacie più grandi, ovviamente che hanno i locali, rispettando quindi il distanziamento e quant'altro, si può addirittura effettuarla all'interno a battenti aperti, oppure, ripeto, con gazebo. Comunque diciamo che ci si sta organizzando.